Potrebbero esserci nuove riaperture prima del 4 maggio, data di termine del lockdown. Zaia annuncia anche un piano di sostegno del turismo. Terminati i test e tamponi sui residenti delle 4 case di riposo dell'Isra, 800 gli anziani sottoposti a screening, solo uno positivo e asintomatico. Finita oggi la quarantena del sindaco di Conegliano Chiesa, risultato positivo al virus. Un mese fa, domenica, esercito in campo per una maxi sanificazione della città. Entro il fine settimana tutte le richieste per i 600 euro saranno definite, mentre ci vorrà circa una settimana per le casse integrazioni, a dettare i tempi il direttore dell'INPS del Veneto. Dopo il via libera dell'ordinanza regionale riaperti CERD da Villorba a Treviso, lunghi incolonnamenti di auto e cittadini in coda anche per 2 ore per smaltire i rifiuti. Trasporto pubblico da ripensare a cominciare da quello scolastico per assicurare il servizio. MOM ipotizza al ritorno a scuola lezioni scaglionate, altrimenti servirebbe il triplo dei mezzi. A Montebelluna si spera di poter confermare lo storico Palio di Mercato Vecchio, già pronta un'applicazione per telefono utile anche per le sagre. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura ancora una volta i dati del contagio diramati poco fa dalla Regione del Veneto con azienda zero. Ci sono dati che vanno sottolineati perché superano quota 15.000 i contagiati in tutta la regione dall'inizio dell'emergenza e hanno superato quota 1.000 proprio con questo bollettino anche i decessi complessivi. Per l'esattezza siamo a 15.219 contagi, 10.791 quelli attuali e 1.019 morti. I casi in aumento di 229 unità rispetto al report di questa mattina, solo per Treviso 100 casi in più. Per quanto concerne quindi la marca trevigiana siamo a 2.235 casi complessivi e 1.576 casi attuali. Per quanto concerne i decessi, oggi se ne sono registrati 18 negli ospedali veneti, 1 nelle strutture territoriali, nello specifico all'ospedale di comunità di Belluno. Per la marca 4 i decessi tutti all'ospedale Covid di Vittorio Veneto. Per quanto concerne invece i posti letto di terapia intensiva, fortunatamente continuano a diminuire, siamo a 200 posti letto occupati, meno 9 nelle ultime 12 ore e sono in calo anche i ricoverati in area non critica, quindi ci sono anche segnali positivi, continua il trend di diminuzione generale. Oggi nel consueto punto stampa invece il governatore Zaia è ritornato a parlare prepotentemente delle riaperture, ma ha dato anche un'altra notizia che dà speranza. Uno studio che mette in correlazione la molecola che provoca il cancro alla prostata e quella del coronavirus, che potrebbe dare un'opportunità, una speranza sul fronte delle cure. Ma sentiamo Zaia. Regione al lavoro per la ripartenza, per quella fase 2 che il mondo economico attende e auspica possa iniziare il prima possibile. Domani l'assessore Lanzarin presenterà alle parti sociali il master plan regionale con regole uguali per tutti che dettino le modalità per le riaperture, un piano che il Veneto intende mettere a disposizione della task force voluta dal Premier Conte. Il governo è già al lavoro su questo, ha specificato il governatore Zaia, che ha aggiunto il 4 maggio è la deadline, dovremo trovarci pronti con dispositivi e misure negoziate con i soggetti coinvolti. Non escludo che alcune attività potrebbero anche essere messe in una griglia di partenza, magari anche un po' prima. Guardate, oggi il vero tema è decidere se si vuole tenere chiuso tutto e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza. Ripartenza che con la stagione estiva ormai alle porte deve tenere in considerazione anche il comparto turistico. La volontà della Regione è quella di creare un piano ad hoc per il settore con regole per gli operatori, tema affrontato nell'odierna videoconferenza con i direttori generali. In base alle vostre località turistiche sentite gli operatori velocemente, cercate anche lì di recuperare il discorso che ho detto prima, indicazioni, perché facciamo anche un lavoro ad hoc sul turismo. La ripartenza che riguarda anche gli ospedali, ad iniziare da quelli no Covid. Stiamo già predisponendo, ve lo devo dire, l'abbassamento del livello di guardia su alcuni ospedali,
diciamo non i Covid center, ma ospedali che comunque avevano anche Covid, li riportiamo alla normalità da subito. Zaia è poi tornato a parlare dell'importanza delle mascherine, mostrando qual è il modo corretto per indossarle, ovvero coprendo bocca e naso. Con orgoglio poi il presidente ha parlato di uno studio su 130 pazienti che coinvolge la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata e l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare in collaborazione con l'Università di Padova e che sarà pubblicato su una rivista scientifica che tratta di una correlazione tra l'enzima che provoca il cancro alla prostata e quello del coronavirus. Si è vista una seria correlazione tra i trattati da cancro alla prostata con questo farmaco che inibisce ovviamente questo enzima e la malattia, cioè chi è stato trattato con questo farmaco, ve la dico in maniera molto semplice, in teoria non ha avuto problemi col coronavirus, perché sia il tumore alla prostata che il coronavirus utilizzano tutti e due lo stesso mezzo di trasporto, questo enzima. Il farmaco dunque utilizzato contro il cancro alla prostata potrebbe inibire anche il coronavirus. Questa potrebbe essere la chiave di volta, ha detto Zaia, che è poi tornato sul tema del premio al mondo della sanità. C'è la nostra disponibilità, ha chiarito il governatore, che però ha voluto ricordare come la mancata applicazione dell'addizionale IRPEF per 10 anni ha significato per un medico di media posizione il mancato prelievo in busta paga di 4.875 euro. Il premio noi lo vogliamo dare, sono i nostri eroi, tutto il personale. Io penso che anche le signore delle polizie abbiano avuto un merito in questa partita. Un'ultima battuta è per le parole del leader della Lega Salvini, che alla domanda di Zaia come possibile il premier dopo questa emergenza ha risposto che potrebbe fare benissimo tante cose, è una risorsa per tutto il paese. Io lo ringrazio per l'attestazione di fiducia e di stima. Però è serio da parte mia essere e restare concentrato sul Veneto. Qui siamo davanti a una tragedia che è unica e il Veneto ne deve venire fuori assieme al suo governatore e assieme alla squadra. Terminati i test sierologici e i tamponi effettuati ai residenti dei 4 centri di servizi dell'ISDRA, 800 gli anziani sottoposti a screening, i risultati sono stati tutti negativi a eccezione di un ospite presso la residenza Zalivani a bassa virulenza, completamente asintomatico, già in condizione di sicurezza attraverso l'isolamento sociale e spaziale. Lo rende noto l'ISDRA, che evidenzia come questo risultato sia frutto, oltre che della provvidenza, anche di un'azione precoce e tempestiva iniziata il 24 febbraio scorso, che ha salvato tutte le sedi da possibili contagi della prima ora. In ogni residenza è stata nel frattempo istituita una task force anti-Covid che ha predisposto piani di intervento, di formazione, di isolamento, di osservazione sanitaria, di informazione e formazione del personale, tutte operazioni che hanno consentito di raggiungere questo risultato. E che la ricerca non si fermi lo dice Roberto Rigoli dal laboratorio di microbiologia del Cafoncello. Non bisogna abbassare la guardia. In microbiologia a Treviso si lavora 24 ore su 24 per rispondere a tutte le esigenze. Rimane ancora il problema della mancanza di reagenti per i tamponi, ma un passo avanti è stato fatto. La ricerca non finisce, tanto che Treviso sta andando avanti e per sopperire alla riduzione dell'approvvigionamento dei test si è dato da fare, quindi siamo riusciti a fare il primo tampone in casa, nel senso che in Veneto, e quindi questo ci consente di essere sganciati dai produttori. Ma questo non è tutto, spiega Rigoli. Continuiamo a testare nuove situazioni, questa notte, perché non ci fermiamo, non sa neanche il direttore, l'ho portato adesso, questa notte abbiamo testato questo sistema che dà la risposta in biologia molecolare in 40 minuti ed è lo stesso sistema che noi abbiamo utilizzato per la biologia molecolare quella volta della tubercolosi a morte. Quindi non ci fermiamo né di giorno né di notte sulla routine e anche sulla ricerca, perché questo è il punto. Sul fronte pazienti positivi nella Marca, ad oggi i casi hanno superato i 1500. Il nostro modello, ha spiegato il direttore sanitario Livio Dalla Barba, prevede che una buona parte di pazienti positivi rimanga a domicilio. Si tratta ovviamente di persone con sintomi modesti, anche perché dall'AIFA è arrivata un'importante autorizzazione. C'è la possibilità di attuare anche a domicilio una terapia, ovvero sia la somministrazione di idrossiclorochina. Come ho spiegato anche in altre circostanze, è un farmaco che ha proprietà antinfiammatorie
e inibisce la replicazione virale. Non ultimo, tramite richiesta dei medici di famiglia si potrà effettuare il test diagnostico. Abbiamo avuto qualche momento di difficoltà, ma adesso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica garantisce l'esecuzione del test diagnostico a tutti coloro che a domicilio, su richiesta del medico di famiglia, sono rimasti con qualche giorno di febbre febbricola e puntualmente adesso il test viene fatto. Questo virus non ci ha abbandonato, ripetono, bisogna rispettare le regole. Questo sul fronte dell'emergenza sanitaria, c'è poi quella economica, ma arrivano le rassicurazioni dell'INPS regionale sui tempi per le indennità da 600 euro e per le tante richieste di cassa integrazione. Entro questa settimana finiamo di pagare tutte le domande ricevute. Considerate quindi il 1° aprile, il primo giorno, con tutti i problemi che ci sono stati per via della concentrazione delle domande in quel fatidico giorno, oggi siamo il 16 e il 18 noi contiamo di aver chiuso completamente la partita pagamenti sulle domande. Più che una rassicurazione è una vera e propria tabella di marcia quella che arriva dall'INPS regionale. Dopo l'avvio difficile del 1° aprile con il tracollo informatico del sistema, la sede regionale dell'Istituto di Previdenza ha ingranato la marcia, soprattutto per quanto concerne le richieste dell'indennità di 600 euro per autonomi, partite IVA stagionali, oltre 320.000 in tutto il Veneto. Restano le difficoltà derivanti da errori materiali nella compilazione delle domande. Molto spesso le persone hanno sbagliato l'IBAN. E quindi la banca ci segnala, noi abbiamo fatto il mandato di pagamento e la banca ci sta dicendo: guarda, questo signore in realtà non ha un IBAN di questo tipo, e quindi noi a quel punto queste anomalie le dobbiamo gestire contattando la persona. Altro capitolo, quello relativo alla cassa integrazione ordinaria, con le richieste che continuano a confluire a ritmo serrato, passando in un solo giorno da 14.700 a 16.100. Stiamo lavorando a un ritmo in cui definiamo il doppio del numero di domande che riceviamo giornalmente. Facciamo un esempio: ieri, 15 aprile, abbiamo ricevuto 1.394 nuove domande di cassa integrazione, ma ne abbiamo definite 2.710. Calcolatrice alla mano, dall'INPS arriva un termine. Nel giro di 6 giorni, secondo il nostro programma di lavoro, dovremmo abbattere la giacenza che si era accumulata nei giorni di predisposizione delle procedure informatiche di lavorazione, che è pari a 8.864 domande. Da ultimo il tema dei congedi parentali, con la proroga arrivata nelle ultime ore dal Ministero, da qui l'invito. Già da stanotte le procedure sono state regolate e già stamattina, per chi lo desidera tramite i patronati o individualmente, è possibile inserire anche periodi successivi al 13 aprile, cosa che fino a ieri non era possibile. E proprio per fare fronte all'emergenza economica il Comune di Treviso ha svincolato 5 milioni di euro per l'emergenza, soprattutto destinati alle famiglie. Vediamo. Abbiamo deciso anche di stanziare 5 milioni di euro per il piano di emergenza coronavirus. A un'emergenza straordinaria devono seguire anche iniziative straordinarie da parte dell'amministrazione. Quindi oggi con questo tesoretto noi possiamo cominciare a programmare tutta una serie di iniziative a supporto della nostra comunità. Questa è la prima mossa del primo Consiglio Comunale Digitale della storia di Casugana, un collage di volti e posizioni politiche. 5 milioni di euro quindi per quello che è stato già ribattezzato il Fondo Salva Treviso, risorse che arrivano dall'avanzo di amministrazione. Prime beneficiarie saranno le famiglie. Per quanto riguarda le famiglie agiremo anche con l'ausilio del centro della famiglia e delle parrocchie e soprattutto adottando il fattore famiglia, quel fattore che ci consente di andare a identificare i problemi all'interno delle famiglie non basandoci esclusivamente su un numeretto legato all'ISEE, ma andando a capire quali sono le reali esigenze dei nuclei familiari. In ogni caso il fondo comunale sarà calibrato da qui alle prossime settimane
settimane anche in attesa delle mosse di Roma e di Bruxelles. Dobbiamo attendere di capire come si muoverà la Regione, come si muoverà il Governo e come si muoverà l'Unione Europea, e poi noi con questi 5 milioni di euro riusciremo a intervenire in quelle fasce di cittadinanza che magari o sono state escluse o sono state sostenute troppo poco. C'è poi il capitolo commercio con la protesta del gruppo Treviso Imprese Unite, presente sui social e pronto a scendere in piazza se necessario, in attesa di un nuovo incontro proprio con il primo cittadino, dove trattare in maniera concreta il tema delle riaperture. Credo che se si vuole dialogare siamo sempre a disposizione, li ho incontrati anche durante proprio questa emergenza coronavirus. A una prima lettera abbiamo risposto, alla seconda non abbiamo ancora risposto, però dire che l'amministrazione comunale non sta facendo niente per i commercianti francamente non è corretto. Dopo quello di Piazzale Burchiellati, il principale della città, ripresi anche i mercati nei quartieri nella giornata di oggi. Il sindaco Conte ha annunciato con un post di essere stato questa mattina in sopralluogo ai mercati di Santa Maria del Rovere e San Liberale. Ordine e grande senso di responsabilità, ha commentato il primo cittadino, ringraziando operatori e cittadini. Primo giorno di apertura invece per i CERD presi d'assalto in tutta la Marca. Vediamo la situazione da Treviso a Villorba. Questa era la situazione questa mattina in zona industriale a Villorba, meta della lunga colonna di auto, il CERD, che qui come altrove apriva oggi per il conferimento dei rifiuti che tante famiglie, tra giardino e abitazione, hanno accumulato in queste settimane di isolamento forzato. E queste invece sono le riprese delle telecamere comunali alla Porta del Leon a Treviso. Gli incolonnamenti di martedì, quando i cittadini si aspettavano, in base all'ordinanza regionale, di trovare i cancelli aperti, non sono dunque serviti da monito. Primo giorno di apertura e tutti in fila. C'erano oltre 100 auto che attendevano, i primi sono arrivati circa alle 7 del mattino. Il centro ha aperto un po' prima del previsto e ha fatto orario continuato e resterà aperto fino a questa sera. Chi si è ostinato a rimanere in coda ha dovuto armarsi di pazienza. Il tempo di attesa purtroppo è da 1 ora e mezza, 2 ore. C'è stato un leggero calo verso le 13, però già adesso dall'immagine della videosorveglianza abbiamo visto un aumento del traffico. Teniamo conto che però l'area è presidiata da una pattuglia fissa della polizia locale e da una squadra della protezione civile. Quanto ai rifiuti conferiti c'era un po' di tutto. Abbiamo visto che c'è un po' di tutto, rifiuti ingombranti, verde, ci sono materiale di risulta edile. Questo perché? Perché la gente in questo mese ha avuto molto tempo stando a casa e quindi ha fatto lavori importanti presso le proprie abitazioni. Domani l'ecocentro sarà chiuso e riaprirà sabato, sempre con vigili e volontari a regolare il traffico all'esterno. Naturalmente il consiglio è di non ammassarsi in questi giorni, perché comunque il centro rimarrà aperto anche nei prossimi giorni, quindi non ha senso magari fare code da 2-3 ore, ma scaglionare per l'appunto il fatto di portare questi rifiuti anche nei prossimi giorni. Ed è finita oggi pomeriggio la quarantena del sindaco di Conegliano Fabio Chies, che un mese fa era risultato positivo al coronavirus. Domani il primo cittadino ritornerà così in municipio. Intanto si sta pianificando la maxi sanificazione della città del Cima, prevista per domenica. Effettuarla saranno gli uomini del gruppo Conegliano del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna. Si tratta della prima operazione del genere in Veneto. Questo il messaggio di Chies diffuso nel pomeriggio. Sentiamolo. Buonasera a tutti, cari amici, un video veloce per dirvi che finalmente mi è arrivata la conferma dalla ULSS che ho finito il mio periodo di quarantena, per cui torno pienamente operativo. Da domani sarò in municipio e un ringraziamento a tutti perché è stato un periodo abbastanza lungo, abbastanza intenso, ma vi ho sentiti tutti molto vicini, per cui veramente vi abbraccio forte e vi ringrazio perché mi avete fatto sentire il vostro calore, la vostra solidarietà e la vostra stima. Continuiamo a concentrarci su tutto, sull'igienizzazione che avverrà domenica e anche e soprattutto sulle case di riposo, che è il grande tema che si sta seguendo in queste settimane. Le situazioni sono critiche in alcune situazioni, stiamo cercando di verificare insieme alla ULSS tutto quello che possiamo fare per dare una mano a queste strutture e veramente grande solidarietà, grande vicinanza a chi vi lavora all'interno e rischia tutti i giorni. Una grande vicinanza anche alle persone che vi risiedono, ai loro familiari,
perché è un momento veramente duro per loro e vi assicuro che faremo tutto quello che possiamo. Grazie e buona serata a tutti. Queste quindi le parole del sindaco Fabio Chiesa, che torna così alla vita pubblica. Parliamo adesso di trasporto pubblico locale, alle prese con le restrizioni del contagio che ben conosciamo e con le prospettive di ripresa dei servizi con la cosiddetta fase 2. Tra le priorità ci sono gli scuolabus che con le prescrizioni dovrebbero triplicare. La nostra preoccupazione è proprio il momento in cui ricominceranno le scuole. Senta, proprio per questo lei lancia una proposta. Io posso pensare che, non avendo la possibilità di raddoppiare i mezzi e nemmeno il personale, la proposta che io posso fare è quella di avere delle entrate differenziate e quindi ad esempio i primi alle 8 di mattina e il secondo turno alle 10, oppure avere la possibilità che un turno sia al mattino e un turno al pomeriggio. Accessi a scuola scaglionati per aver garantito il servizio di scuolabus. Una richiesta che sta arrivando in regione non solo dalla MOM ma da tutte le aziende di trasporto pubblico del Veneto. È l'ennesima conseguenza del contagio che sta cambiando non solo le nostre abitudini ma anche i servizi pubblici. Basti pensare che in Cina ancora oggi lo Stato non sta incentivando l'utilizzo di treni, metropolitane e bus per gli inevitabili problemi logistici sulle distanze anticontagio. L'esempio nei nostri mezzi è quanto mai calzante. Un mezzo che poi che prima portava 100 persone adesso può portarne 30-35 e quindi dobbiamo organizzare tutto il servizio in ragione di questa diversità rispetto all'anno precedente. Con queste proporzioni occorrerebbe una flotta doppia, per non dire tripla, per garantire il servizio, come in passato, in un tempo dove i bilanci sono quanto mai difficili da far quadrare. E allora si arriva anche ad immagini come questa, mezzo piazzale coperto da autobus senza assicurazione. Stiamo cercando di risparmiare il più possibile, abbiamo ovviamente fermato anche in termini assicurativi i mezzi che sono fermi e stiamo pian pianino limitando i danni che in questo momento sono parecchi. In questo momento sono fermi oltre 250 mezzi su 500 circa. Stiamo risparmiando in minori percorrenze, quindi in termini di consumo del gasolio, ma anche in termini di polizza assicurativa che ha un onere importante sul bilancio dell'azienda, che ricordo è oltre €1 milione. Del resto i numeri sono impietosi, ma il Presidente ci tiene a sottolineare. Abbiamo una situazione patrimoniale importante, abbiamo un patrimonio netto che supera i €30 milioni e quindi i conti sono in ordine e la tranquillità è assoluta. C'è una storia a lieto fine che arriva dalla Castellana, perché è stato ritrovato tutto sommato in buone condizioni in un fossato verso le 16 di oggi Diego Grossi, l'84enne, uscito ieri mattina dalla sua abitazione di via Abruzzo a Castelfranco per la consueta passeggiata quotidiana, passeggiata che, viste le ordinanze anti-Covid, avveniva ormai nelle immediate vicinanze e durava giusto il tempo di sgranchirsi le gambe. Sulle sue tracce si sono subito mossi i familiari, i carabinieri e i vicini di casa. A coadiuvare i carabinieri della compagnia di Castelfranco, i militari del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia e i vigili del fuoco di Treviso. L'anziano è stato trovato riverso in un fossato ai margini della strada poco prima dello svincolo che porta al centro commerciale dei Giardini del Sole, a distanza di circa 2 chilometri dalla propria abitazione. È stato poi portato dai sanitari all'ospedale di Castelfranco, dove non è in pericolo di vita. Adesso per noi c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per andare a Valdobbiadene, dove lunedì prossimo saranno consegnati nuovamente i buoni alimentari per i cittadini in difficoltà economica. Ad annunciarlo è il sindaco con un appello: non vergognatevi di chiedere, anch'io sono in difficoltà. Questo virus ha colpito tutti, ha colpito anche me, insomma non ho nulla di cui vergognarmi per le difficoltà che sto passando, che sono infinitamente minori rispetto ad altre persone, ma non mi vergogno di dire che anch'io sono in difficoltà. E questa è l'altra faccia del contagio, quella che ogni giorno sta diventando sempre più evidente. Anche in aree della Marca dove fino a ieri sembrava impossibile che anche un sindaco potesse trovarsi in difficoltà economiche. Ma è una situazione che accomuna gran parte delle partite IVA, dei piccoli professionisti, di settori oggi fermi nella produzione e bloccati nella filiera di pagamenti. Ma c'è di tutto, abbiamo dal single alla famiglia con 6 persone nel nucleo familiare. E chi è che è finito maggiormente in difficoltà?
Sono le persone che avevano un lavoro autonomo per cui non hanno un'entrata, soprattutto nel mese di marzo e di aprile, si sono trovati senza un'entrata a sostegno della propria famiglia, quindi generalmente sono nuclei familiari con un solo reddito e quel reddito è venuto a mancare in questi mesi. Quello che invece non si ferma è il flusso delle spese fatte di bollette, affitti, ma anche dell'aumento dei bisogni alimentari. Ma qui c'è tanta dignità che impedisce di chiedere. E allora è il Comune che con discrezione si fa avanti caso per caso, famiglia per famiglia, con un appello per la scadenza di lunedì prossimo. Molti non hanno fatto domanda di questo buono alimentare, per questo noi lo abbiamo suddiviso in 2 tranche. La prima è scaduta il 7 aprile, la seconda scadrà il 20 aprile e quindi mi aspetto che nei prossimi giorni ci siano altri a fare richiesta, perché ripeto non c'è nulla di cui vergognarsi. Questo a Valdobbiadene, mentre a Montebelluna si spera di poter confermare lo storico Palio di Mercato Vecchio anche in tempi di coronavirus. Per questo è già pronta un'applicazione per il telefonino che sarà utile anche per le sagre. Vediamo. Noi stiamo sviluppando inizialmente un progetto che possa andare bene per noi, ma senza dubbio, almeno per la parte di sviluppo nostro, l'applicativo può essere utilizzato anche da altre sagre. Un'app per salvare le sagre. Questa è l'idea maturata non da una software house, ma dall'ente Palio di Montebelluna. Lo stimolo, manco a dirlo, il coronavirus e relative limitazioni che potrebbero esserci anche a settembre, quando si dovrebbe tenere la 31esima edizione della gara tra Cadi e Contrade. E qui, tra i cenci delle diverse edizioni, lo chiamano già il piano Corona, che in realtà sono addirittura 2. Il primo riguarda la vera e propria gara. Pensate addirittura di fargli fare il tampone agli atleti? Beh sì, dobbiamo capire adesso in base alle disponibilità che credo e spero che di giorno in giorno siano sempre maggiori, ma la nostra idea è proprio quella, capire attraverso un tampone, un esame, un test, quali atleti eventualmente possono correre e quali no. Il Palio è uno sport, perché il CONI ci conferisce ogni anno il patrocinio, che prevede una vicinanza fisica difficilmente compatibile in caso di tampone positivo. Ma la novità riguarda la parte ludica, che ogni anno attrae migliaia di appassionati. Prevede controlli agli accessi, quindi per un'area che fino a l'altro ieri poteva gestire 1000 persone, oggi ne potranno entrare 250, prevede controlli negli assembramenti, nelle zone di ritiro prodotto, nella zona di ritiro birre, nella zona di ritiro cibo, e questo lo faremo anche grazie a tecnologie che stiamo sviluppando con i nostri fornitori. Ecco dunque l'applicazione pensata per il telefonino. La possibilità di ordinare quello che preferisce attraverso una comoda app. Una volta avvenuto il pagamento, la comanda andrà direttamente in cucina e lì potrà essere preparato quello che viene richiesto. Che poi sarà portato al tavolo da inservienti muniti di tutti i dispositivi che abbiamo imparato a conoscere. Un'applicazione che permette di evitare code e contatti diretti, assicurando le distanze anticontagio, proprio perché non ci si dovrà più muovere da e verso i banconi. Ideale per tutte le pro loco e non solo, che in questo momento non sanno se potranno o meno organizzare le sagre. E proprio perché è pensata dal Palio, l'app sarà un regalo a tutta la Marca. Questa parte, mi permetto già di poterlo dire, abbiamo intenzione di concedere gratuitamente a chi ne volesse fare uso. È chiaro che ci sarà una licenza che non dipende da noi, che invece si allaccia a un fornitore che giustamente farà le sue pretese, ma posso fin da ora dire che si tratta di cifre assolutamente gestibili e non eccessive. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove secondo l'ultimo report della Regione del Veneto si sono raggiunti 792 casi totali dall'inizio dell'emergenza, 649 i casi attuali di positività. Nella giornata di oggi si è anche registrato, secondo il bollettino ufficiale, anche un decesso all'ospedale di comunità di Belluno. E proprio a Belluno ha sfondato 1000 chiamate il servizio di sportello telefonico di ascolto sociale Resto a casa e ci sentiamo, istituito dal Comune di Belluno fin dai primi giorni di lockdown. È stata una felice intuizione quella del Comune di Belluno di istituire una sorta di telefono amico a servizio dei cittadini in tempo di emergenza da Covid-19. Resto a casa e ci sentiamo, il nome dato all'iniziativa che dal 13 marzo al 3 aprile ha raccolto più di 1 migliaio di telefonate.
Molti sono i cittadini che hanno sentito il bisogno di condividere il loro smarrimento di fronte a un evento senza precedenti, che ha sommato le preoccupazioni di salute, quelle economiche, il tutto sotto strettissime norme di isolamento sociale. Mobilità e spostamenti, gli argomenti più gettonati durante le telefonate nel 29% dei casi. Si è variato dalla possibilità di effettuare passeggiate all'accompagnamento di disabili o di persone affette da demenza, fino ai viaggi in auto con i bambini, gli spostamenti di genitori separati e la gestione delle uscite delle badanti. C'è stata grande preoccupazione per l'assistenza alle persone anziane, ma anche molti dubbi dei nonni chiamati a badare ai nipotini mentre i figli sono al lavoro. Altri temi di interesse sono stati l'uso, la disponibilità e la consegna delle mascherine e la disponibilità di esercizi commerciali e farmacie per la spesa a domicilio. Ricevere risposte anche su semplici questioni quotidiane abbia consentito alle persone di esorcizzare in qualche modo paure più grandi ed inconsce. Sentire che dall'altro capo del telefono c'erano persone competenti ed empatiche ha certamente fatto sentire meno sole le persone. Lo sportello Resto a casa e ci sentiamo ha anche raccolto le proposte della comunità a sostegno dei cittadini, dalla consegna della spesa o dei farmaci alla traduzione dei testi dei DPCM con il coordinamento di Rete Immigrazione. L'iniziativa ha attivato un servizio a sostegno delle persone in isolamento sociale perché trovate positive o perché entrate in contatto con persone positive. Gli operatori rispondono tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al numero 0437 91 3404. In queste prime 3 settimane educatori e assistenti sociali che si sono alternati ai volontari della Protezione Civile hanno garantito complessivamente oltre 300 ore di servizio. Ed è stato approvato ieri alla Camera dei Deputati il decreto legge sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Relatore il parlamentare bellunese De Menec. 408 favorevoli, 2 contrari. È passata con la quasi unanimità dei deputati presenti ieri alla Camera la legge olimpica per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e le finali di tennis ATP Torino 2021-2025. La votazione, come prassi nelle ultime settimane, si è svolta per chiamata nominale per garantire le prerogative dei deputati, evitando però assembramenti e assicurando il distanziamento di sicurezza contro il contagio del coronavirus. È la prima pietra che abbiamo messo rispetto all'organizzazione delle Olimpiadi. È una legge che dà un inquadramento generale a tutta la tematica olimpica. Il provvedimento manda 2 messaggi ben precisi, ha spiegato ieri De Menec raggiunto via Skype. Il primo alla comunità internazionale è che il nostro paese intende fermamente mantenere l'impegno assunto a organizzare i grandi eventi sportivi che si era candidato a ospitare nei prossimi anni. Il secondo alla comunità nazionale invece è che lo Stato sosterrà i territori e gli enti coinvolti negli eventi, aiutando anche in questo modo il Nord Italia a creare le condizioni per il rilancio e per la ripartenza economica. L'esame di questo provvedimento costituisce dunque un chiaro segno della presenza dello Stato a fianco dei territori più colpiti dal Covid-19. Credo che sia un passo in avanti molto importante, fatto in un momento di grande crisi, di grande difficoltà del Paese, ma che punta anche a ridare un po' di speranza, a tutti i nostri concittadini. Una dimostrazione concreta, aggiunge De Menec, di come questa maggioranza sia impegnata per fare ripartire il Paese con la consapevolezza che per permettere che tutto ciò accada occorre avere chiara la prospettiva verso cui muoversi, in questo caso puntando anche sulla sostenibilità delle opere e su un grande lascito infrastrutturale nei territori. Il provvedimento, che scade il 12 maggio, passa ora all'esame del Senato. Una letterina scritta di getto su foglio a quadretti indirizzata ai medici dell'ospedale San Martino di Belluno, chiusa in una busta nella quale sono stati infilati 10,20 €. Un pensierino dalla mia musina scritto alla piccola Martina, di cui si conosce solo il nome proprio ma non l'età e nemmeno il luogo di residenza. Martina ha un pensiero per le dottoresse e i dottori. Spero stiate bene, sono molto preoccupata per voi e soprattutto per i malati che hanno il coronavirus. State tranquilli, io vi proteggo e spero che nessuno di voi abbia questo virus. Io comunque rispetto le regole. La lettera è stata consegnata dalla bimba nei giorni scorsi al personale della Protezione Civile all'ingresso dell'ospedale e da questi è arrivata in direzione sanitaria. E a proposito di bambini, c'è la nostra nuova rubrica Bimbi in TV. Vediamo come trascorre le sue giornate la piccola Eva di Asolo.
il coronavirus con tutte le regole. Hashtag io resto a casa. Queste sono le regole da seguire. Mettere la mascherina quando si esce, restare a casa e lavare spesso le mani. Ciao a tutti, grazie a tutti, da Eva. Per noi è tutto, adesso ci sono le previsioni del tempo, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Benvenuti a un nuovo aggiornamento meteo. Alta pressione sempre stabile sul nostro territorio, avremo ancora generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di venerdì 17 aprile. Sul Veneto avremo una splendida giornata con sole, vedete, su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 23 all'incirca. Ampio soleggiamento poi anche sul Friuli Venezia Giulia, non sono attese precipitazioni, il cielo sarà limpido al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi invece tra i 18 e i 23. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, atmosfera stabile, dunque bel tempo, vedete, con tanto sole ovunque. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime fino a 25 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.